Invece l'invito mi sembra sostanziale che faccio è quello a essere molto leali con la propria esperienza e a chiedersi le ragioni da genitori e da adulti, le ragioni vere per cui spendiamo la vita, se siano ragioni così entusiasmanti, così grandi, da poter essere senza tanti discorsi testimoniate ai figli. Cioè io insisto molto su questa idea, il problema educativo è un problema di testimonianza, perché i figli fanno il loro mestiere, cioè guardano i grandi. Il problema è cosa vedono, e se vedono un grande interessato alle cose, appassionato dalla vita per grandi ideali, contento di quello che fa e di quello che vive, non lamentoso, non incazzato, non che maledice tutti i giorni la vita, il lavoro e la fatica, il figlio, secondo me, quando vede una testimonianza così positiva, a maggior ragione in questo mondo, che comunque è molto lamentoso, si interessa e si incuriosisce a quel che vivono i genitori. Se i genitori invece hanno il problema che il figlio non va mai bene, che bisogna portarlo o trascinarlo di qua o di là, secondo immagini che spesso i genitori si fanno, il figlio a questo essere trascinato perché non va mai bene così com'è, si ribella e si difende. Questa è in sostanza la questione, mi pare.